Lei inizia già da presto a scrivere. Il suo apprendistato è un apprendistato precoce. Lei aveva 17 anni quando inviò alla rivista romana L'Ultima Moda il suo romanzo Sangue Sardo. Una donna e una ragazza molto caparbia che aveva le idee molto chiare, una sorta di self-made woman, si direbbe, una donna che si è davvero costruita da sola e che non era assolutamente una sprovveduta ragazza di provincia. Lei sapeva esattamente cosa voleva. Lei scrive in quegli anni una lettera in cui dice che il suo sogno più febbrile, più tormentato, è il sogno della celebrità. Scriverà nel 1890 a Maggiorino Ferraris, a 20 anni, quindi una lettera in cui dice: il mio grande scopo, il mio grande obiettivo è quello a 30 anni, fra 10 anni, di essere riuscita a costruire una letteratura sarda tutta mia. Un progetto ambiziosissimo. E poi i tempi, lo sappiamo bene, le diedero ragione. Ma per costruire questa letteratura sarda, lei sa bene che deve fare i conti con la cultura osservata, quindi la cultura sarda, appunto il suo primo mondo di appartenenza, e deve fare i conti con la cultura osservante, italiano se volete, sardo-italica. Quindi che operazione compie? Getta un ponte e iniziò a innestare sul tronco della lingua letteraria toscana elementi sardi, calchi, formule del colloquio, del parlato, soprattutto nelle parti dialogiche, nei dialoghi, nelle parti sceniche, lì dove la parola, nel sistema segnico del racconto, nella narrazione, passava al personaggio. E lo fece proprio con l'intento mimetico, imitativo, di adeguare la lingua letteraria toscana a quel mondo che parlava altri linguaggi e altri codici.